Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i principali titoli. Lo stupro di gruppo a Palermo, le chat della vergogna, ha confermato il carcere per 2 del branco, scarcerato il minorenne che ha confessato, la procura ricorre, deve restare dietro le sbarre e scoppia la polemica. Una messa in scena che non convince. A Caltagirone c'è attesa per l'interrogatorio dei 2 presunti assassini della donna moldava di 25 anni vittima di femminicidio a Ramacca. L'autopsia potrà chiarire diversi retroscena. Siamo andati nel paese dove nessuno li conosceva. È stata colpa del cambio automatico, così un 76enne da tempo residente nel Nord Italia chiede scusa con una lettera al comune dopo che con la sua auto è finito contro i tavolini di un bar nel centro storico di Caltagirone, ferendo diverse persone. L'incredibile caso dell'incendio che si spegne di giorno e si riaccende di notte a Monte Pellegrino, a Palermo. L'effetto brace impedisce di domare definitivamente il rogo. Alla regione si studia come correre ai ripari. Migranti, sbarchi senza soste sulle nostre coste, centri di accoglienza in difficoltà, mentre tra sindaci e Viminale ora è scontro sul tema dei minori non accompagnati che ammontano a 2000 solo nell'ultimo fine settimana in Italia. A piedi nudi sul palco di Zafferana Etnea, Fiorella Mannoia canta Dalla e Battiato. Certe canzoni, dice, non le scrive più nessuno, le canto perché sono un patrimonio immenso. Calcio, il Catania ha presentato la campagna abbonamenti e le iniziative per coinvolgere ulteriormente i tifosi rossazzurri e già monta l'attesa per la prima in campionato contro il Crotone. E come avete sentito dai titoli, restano in carcere 2 dei 7 ragazzi arrestati con l'accusa di avere violentato la notte tra il 6 e il 7 luglio scorso una giovane di 19 anni a Palermo. Intanto, dopo la chat della vergogna, alcuni degli indagati cercano di ribaltare le accuse. Il minorenne confessa e viene scarcerato, ma la procura fa ricorso, deve restare in galera e scoppia la polemica. Marco Gullà. È stata lei a condurci verso il Foro Italico ed era consapevole di partecipare al rapporto sessuale di gruppo. Uno dei 7 ragazzi arrestati a Palermo per la violenza verso una 19enne palermitana si difende davanti ai giudici del Tribunale del Riesame respingendo tutte le accuse. L'indagato ha aggiunto: la ragazza avrebbe chiesto di deviare il percorso per non essere vista dal fidanzato che lavora in un locale del centro storico. Una tesi che però va in netto contrasto con le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la giovane trascinata a forza verso la zona dove si sarebbe consumato lo stupro, in questo cantiere abbandonato che vediamo nelle immagini. Associazioni e cittadini in questi giorni hanno manifestato per le vie di Palermo in merito a quanto accaduto. Se l'è cercata, guarda com'era vestita, era ubriaca, è colpa sua, perché non è scappata? Come se non bastasse la violenza sessuale e fisica subita, ogni donna nei giorni successivi deve anche sopportare frasi come queste: un'ulteriore violenza, una gogna mediatica che tende in tutti i modi a colpevolizzare la vittima e assolvere i carnefici. È successo anche in questo caso, nel caso della ragazza di 19 anni stuprata da 7 uomini a Palermo. Siamo stanche, crediamo che in questi casi siano le donne a dover prendere parola, con tutta la loro rabbia e con la promessa di cambiare radicalmente questa società. Uno degli altri arrestati ha ribadito anche durante l'interrogatorio lo scorso 4 agosto di essersi limitato a riprendere con il cellulare la scena e di non aver fatto del male alla giovane. La confessione del minorenne ha portato invece alla scarcerazione dell'indagato, che adesso si trova in comunità. La procuratrice per i minorenni, però, Claudia Caramanna, ha annunciato già la presentazione di un ricorso contro il provvedimento del GIP, ritenendo che si tratta di fatti particolarmente gravi e dunque il giovane deve stare in carcere. Ha raccontato per filo e per segno quello che è successo quella notte. È chiaro che ci sono molte cose che saranno oggetto di approfondimento e in questa fase non sia opportuno rivelare, ha detto l'avvocato che assiste il giovane. Ci sono indagini e interrogatori in corso degli altri maggiorenni e al momento è preferibile non dire altro. E c'è una notizia che è appena arrivata nelle agenzie: il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato durante la notte in un'abitazione di Aragona, nell'Agrigentino. Ad intervenire in via Mameli sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, allertati per un incendio nell'appartamento, e durante le operazioni di spegnimento del rogo è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 54 anni. Sul posto anche i carabinieri. Le fiamme, stando a quanto è stato accertato da pompieri e militari dell'Arma, sono divampate verosimilmente a causa di una sigaretta lasciata accesa dalla vittima che si sarebbe addormentata.
E c'è attesa al Tribunale di Caltagirone per l'udienza di convalida dei 2 romeni accusati dell'omicidio della giovane moldava. L'autopsia chiarirà molti retroscena del delitto. Per la Procura di Caltagirone si tratta di femminicidio mascherato da suicidio. In paese, a Ramacca, nessuno conosceva né la vittima né tantomeno i 2 presunti assassini. Il nostro inviato Natale Bruno. Un'anomala impiccagione, il corpo con un cappio al collo che penzola ma striscia per terra, una vistosa escoriazione alla testa e altre contusioni sul corpo. Ecco perché gli investigatori sono convinti che la morte della giovane moldava 25enne Vera Schiopu sia una malriuscita messa in scena con i 2 romeni fermati con l'accusa di omicidio. Il retroscena dell'ultimo femminicidio di Sicilia simulato in suicidio passeranno dall'autopsia sul corpo senza vita della moldava trovata impiccata sabato dai carabinieri chiamati dall'amico del presunto fidanzato della ragazza. Il corpo senza vita di Vera Schiopu è stato ritrovato all'interno di questo casolare, un casolare abbandonato, probabilmente utilizzato per le irrigazioni dei campi, stava qua dentro in questo locale quando i carabinieri sono arrivati chiamati dall'amico del fidanzato della ragazza trovata senza vita. La Procura di Caltagirone nelle prossime ore affiderà l'autopsia al medico legale. Già decisa la TAC e un esame per accertare il tasso alcolemico sul corpo senza vita di Vera Schiopu. Servirà a comprendere se la ragazza sia stata picchiata prima di finire con la corda al collo nel casolare abbandonato. La ragazza moldava, Vera Schiopu, abitava assieme ai 2 romeni. In questo secondo capannone che vedete alle mie spalle, dove ci sono anche dei cani, dove ci sono dei giacigli per gli animali domestici e dove probabilmente hanno vissuto per diverso tempo. Di Vera Schiopu si sa poco, anzi pochissimo. Viveva da un po' di mesi in contrada Polmone, in territorio di Ramacca, in questa abitazione di fortuna, assieme al più grande dei 2 romeni, il manovale che lavorava in campagna coadiuvato dal suo amico, sconosciuta anche al primo cittadino, Nunzio Vitale, che in paese non l'aveva mai vista. No, io personalmente mai visti, ma ho chiesto a tanti miei concittadini e quindi neanche loro hanno mai visto questi ragazzi, tra l'altro mai frequentata la nostra comunità. In paese a Ramacca oggi non si parla d'altro, la moldava e i romeni, secondo le testimonianze di molti del paese, non lo frequentavano. Sta ragazza io l'ho vista in più di 2 volte. Era fidanzata con uno? Sì, erano fidanzate con questo caruso che stava a gioco. No, non l'ho visto, l'ho sentito parlare alla televisione, però come io vedere di presenza no. Mai vista? Mai visto. Sul fronte delle indagini la Procura di Caltagirone, il capo facente le funzioni Alberto Santisi e il sostituto Alessandro Di Fede depositeranno la richiesta di convalida al GIP. I 2 romeni in carcere sono stati raggiunti dal loro legale, l'avvocato Alessandro Lapertosa, che seguirà l'iter giudiziario. È stato lui a rivelare che la moglie di uno dei 2 romeni fermati gli avrebbe riferito che la moldava in passato aveva tentato il suicidio. E a Francofonte, nel Siracusano, il gesto di disperazione e di momentanea follia di una madre che lancia le proprie figlie piccole dal balcone e poi tenta di suicidarsi. Forse una crisi coniugale tra le ipotesi che stanno cercando di ricostruire i carabinieri. Le bambine sono ricoverate ma non sono in pericolo di vita. La mamma ha riportato alcune fratture. Luca Ciliberti. La disperazione di un momento, forse frutto di un malessere covato da tempo, la provincia contadina isolata che spesso esaspera il disagio. Si delineano i contorni di una vicenda che ha dell'innaturale avvenuta a Francofonte, nel Siracusano. Una mamma di 40 anni ha lanciato dal balcone del primo piano di questa palazzina, nella quale vive, le sue figlie di 3 anni e 18 mesi. Un gesto d'impeto. Secondo le testimonianze delle zie delle piccole che erano in casa, la donna, dopo aver parlato al telefono in bagno, sarebbe uscita di scatto in balcone e avrebbe scaraventato giù le bambine da un'altezza di circa 3 metri. Subito dopo sono arrivati i soccorsi allertati dai parenti. I vigili del fuoco hanno immediatamente sistemato un materasso ai piedi dell'immobile visti i propositi di suicidio minacciati dalla donna che nel frattempo aveva raggiunto il terrazzo sul tetto. Inutili tentativi di farla desistere da parte delle forze dell'ordine presenti. La donna tunisina si è lanciata nel vuoto tanto da procurarsi delle fratture. Le bimbe sono al momento ricoverate invece al Policlinico di Catania, ma non sono in pericolo di vita. La mamma è ricoverata all'ospedale di Lentini. La donna voleva separarsi dal marito, un 45enne di Francofonte, che da giorni, come testimonia l'avvocato dell'uomo, si era trasferito a casa di sua madre per evitare di esasperare il clima già teso in casa. Sembra che la moglie volesse tornare in Tunisia portando con lei le bambine. La signora
signora era in casa con le 2 bambine, Dalila e Elisa, e 2 signore, 2 zie, alle quali comunque, che sono zie del signor Magnano, ma alle quali la stessa era particolarmente affezionata, proprio perché i parenti avevano paura di lasciarla da sola. Il gesto non si è consumato al culmine di un litigio, proprio perché il marito non si trovava qua, ma in un momento in cui sembrava che tutto fosse rientrato. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno interrogando parenti e amici in cerca di ulteriori elementi utili a chiarire la vicenda e che stamattina hanno sentito la donna in ospedale. Non risulta al momento alcuna denuncia per maltrattamenti. Un'auto finisce sui tavolini di un bar nel centro storico di Caltagirone, nel Catanese. L'investitore, un uomo di 76 anni, fa recapitare una lettera all'amministrazione comunale e chiede scusa. È stata, scrive, colpa del cambio automatico. Tonino De Mana. Sbuca all'improvviso e piomba sui tavolini di un bar nel centro storico di Caltagirone dopo aver travolto tutto e tutti. Quella che vedete non è la scena di un film, ma la manovra di un automobilista poco avvezzo al cambio automatico e quindi protagonista di un incidente singolare quanto drammatico. Per fortuna non si contano vittime, ma solo feriti, 6 in tutto, anche se 2 restano ancora ricoverati all'ospedale Gravina per i gravi traumi riportati. Scosso il vice sindaco Paolo Crispino, che racconta la spiacevole esperienza vissuta. Quando si è proprio verificato l'evento, insomma, c'erano molte persone a terra sanguinanti, quindi insomma è stata una scena davvero agghiacciante. La fortuna è stata che curati dai sanitari si è registrata appunto una situazione meno grave di quella che si potesse pensare. Un paese sotto shock che, mentre si interrogava sulla dinamica, si è visto recapitare al comune una lettera. Destinatario un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente nel nord Italia, scrive di suo pugno e dispiaciuto per l'accaduto, racconta che l'incidente è stato causato dalla scarsa dimestichezza con la vettura con il cambio automatico. Nonostante non sia stata assolutamente mia volontà a recare un danno simile, ha detto: chiedo scusa a tutti e spero di poterlo fare di persona molto presto. In pochi secondi so di avere cambiato la vita di alcune persone, ma anche la mia non sarà più la stessa. Abbiamo ricevuto una lettera di scuse da parte del conducente, che ha dichiarato di aver commesso un errore, che il suo è stato un errore alla guida. Ne prendiamo atto. L'aspetto più importante sicuramente è quello di non aver avuto una situazione ben più drammatica, così come poteva accadere. L'investitore è stato denunciato dalla polizia municipale per lesioni colpose. E ora ci occupiamo dell'incredibile caso dell'incendio di Monte Pellegrino a Palermo, un rogo dai tratti insoliti, visto che si prolunga da giorni, spegnendosi di giorno e riaccendendosi di notte, nonostante i numerosi interventi dei vigili del fuoco e i danni ingenti che sono stati provocati dalle fiamme. L'effetto brace impedisce di domare definitivamente l'incendio. Alla regione si cerca di correre ai ripari. Manlio Viola. Ecco la situazione su Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo a 7 giorni dal devastante incendio, mai spento del tutto. Nelle immagini del Corpo Forestale della regione siciliana appaiono chiare tutte le difficoltà che si devono affrontare per raggiungere le zone più impervie da terra e cercare di eliminare poco alla volta quell'effetto brace che praticamente ogni giorno permette alle fiamme di riprendere vigore. L'intera area resta sorvegliato speciale anche quando non brucia. Sulla vicenda il Dipartimento Foreste e il Corpo Forestale della regione siciliana stanno preparando una relazione al presidente della regione Renato Schifani, che vuole capire con precisione di chi siano le colpe, a chi attribuire le responsabilità di questa situazione incresciosa. E intanto il grande caldo imperversa sulla Sicilia e continuerà a farlo per tutta la settimana. Sarà colpa del bollino rosso proprio per il rischio incendi se non si riescono a spegnere queste fiamme? Probabilmente no, ma il caldo comunque non aiuta di certo. Da mezzogiorno di oggi comunque e fino alle 17 del 23 agosto Palermo è una delle città che la protezione civile indica proprio a rischio. Sono segnate in rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, appunto, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona, quindi 12 città che già domani diventeranno 16 e poi 17. Si aggiungeranno infatti Genova, Milano, Napoli e Trieste e infine Venezia dopodomani.
E parliamo dei migranti, dell'emergenza migranti. Sono stati quasi 2000 i minori non accompagnati arrivati in Italia nell'ultimo fine settimana, per un totale di oltre 105.000 migranti giunti dall'inizio dell'anno, il doppio rispetto a 12 mesi fa. Lo rivelano i dati del Viminale. A Villa Sicania, nell'Agrigentino, il centro minori è sovraffollato. Il sindaco di Porto Empedocle che lancia l'allarme e dice: vorremmo ritagliarci il ruolo di città turistica, ed è chiaro che il flusso di migranti oggi abnorme in questa situazione rende difficile questo percorso. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, annuncia che sarà realizzato un hotspot. Non sarà un centro di permanenza, dice, né di accoglienza, ma sarà una struttura di soccorso. Intanto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 20 giorni la nave Aurora dell'ONG Sea-Watch, che anziché dirigersi a Trapani, come le era stato indicato, ha attraccato a Lampedusa. E sul tema delle ONG si è espresso l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Le parole d'ordine, ha detto, oggi devono essere accoglienza e non demonizzare gli uomini e le donne delle ONG che oggi si mettono in mare per salvare altri uomini e donne, non perché hanno altri interessi, ma perché custodiscono un cuore umano e non sono mercenari o trafficanti di esseri umani. Adesso c'è la pubblicità. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità. C'è sempre più attenzione in Sicilia per le tartarughe marine, tartarughe che vedete nelle immagini in questo momento. A Licata, nell'Agrigentino, è stata spenta l'illuminazione pubblica in prossimità della spiaggia del Pisciotto, in zona Carrubella, per evitare che le onate caretta si disorientino. Lo ha deciso in vista della schiusa di 2 nidi il sindaco Angelo Balsamo su richiesta del WWF. Un piccolo disagio temporaneo per i residenti della zona, ha detto, per un evento raro ed eccezionale che rappresenta una preziosa testimonianza della qualità del patrimonio paesaggistico e naturale del litorale di Licata. E adesso apriamo la pagina degli spettacoli. A piedi nudi sul palco di Zafferana Etnea, Fiorella Mannoia si esibisce con un toccante omaggio a Dalla e Battiato. Certe canzoni non le scrive più nessuno, ha detto, le canto perché rappresentano un patrimonio immenso. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Non poteva mancare la cura di Battiato nel vasto repertorio di Fiorella Mannoia, che a piedi nudi e racchiusa in un lungo abito rosso ha incantato il pubblico di Zafferana per un'esibizione da brividi. Non solo canzoni, ma anche sentimenti forti ed intensi, tanto da fermarsi per un attimo a puntare il dito verso nord. Questa è per Franco, lui non è qui, ma è qui. Ed il riferimento è alla vicina Milo, all'amicizia con Battiato e allo stretto legame di Milo con Lucio Dalla. Notte magica ai fianchi dell'Etna, con la signora della musica italiana, padre siciliano e madre umbra, che ha entusiasmato i presenti, coinvolgendoli in uno spettacolo nello spettacolo, con il suo vasto repertorio e molte canzoni dei grandi cantautori italiani, da Ivano Fossati a Lucio Dalla, da Battisti a Vasco Rossi. Queste canzoni oggi non le scrive più nessuno, io le canto perché loro sono un patrimonio immenso. La sua è un'interpretazione che spazia da Besame Muscio a Messico e Nuvole, dalla Donna Cannone a Vieni via con me, da Felicità a Selli. Felicità, su quale treno della notte. Il tour Luce di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, circondati da centinaia di candele, è proseguito a Noto per un altro bagno di folla e per un'altra performance illuminante ed illuminata. E ad Agrigento, al Teatro Valle dei Templi, Gigi D'Alessio festeggia i suoi 30 anni di carriera. Davide Sardo. Sold out per l'attesissimo concerto di Gigi D'Alessio al Teatro della Valle dei Templi ad Agrigento. Oltre 4.000 persone hanno atteso con trepidazione l'artista partenopeo, che è riuscito ad animare e infiammare con le sue melodie l'intera platea. In scaletta i suoi maggiori successi nel panorama musicale italiano da oltre 30 anni.
L'estate in musica di Gigi D'Alessio prosegue senza sosta. La tournée Dove c'è il sole tour sta riscuotendo ampi consensi. Da nord a sud, isole comprese, la musica di Gigi D'Alessio regala forti emozioni ad un pubblico senza età. Grande Gigi finalmente ad Agrigento. Noi siamo dei fans, non potevamo mancare. Tremo dall'emozione proprio perché sono la fan di Gigi D'Alessio. Sono una fan sfegatata di Gigi e da tanto tempo che ascolto le sue canzoni. Un artista completo da 1000 sfaccettature, cantautore, autore, produttore, pianista, attore e conduttore televisivo, con al suo attivo oltre 30 anni di carriera, che ha cantato per oltre 2 ore davanti ad un pubblico che ha amabilmente duettato con lui. Adesso c'è la pubblicità, torniamo per parlare di sport. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di sport, di calcio. Il Catania ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024, prenderà il via da domani, mentre la società è ancora concentrata sul mercato. Sentiamo Marco Carli. Figli del Vulcano, si chiama così la campagna abbonamenti del Catania per la stagione del ritorno fra i professionisti. Prende il via da martedì alle ore 9, a 10 giorni dal primo appuntamento al Massimino col Crotone. Lo stadio rimesso a nuovo con i seggiolini e la numerazione rivista era necessario per procedere. Figli del Vulcano per la passione per i colori che si tramanda e per il simbolo, l'Etna appunto. Lo stadio insomma come un vulcano. Nel particolare non c'è prelazione per i vecchi abbonati vista la nuova numerazione allo stadio e i tempi ristretti, ma è stata prevista una riduzione per i possessori della tessera dell'anno scorso. Non c'è purtroppo una finestra dedicata solo alla prelazione perché noi fra 10 giorni abbiamo la prima partita di campionato. Ci auguriamo che tutti gli abbonati dell'anno scorso, vista da domani mattina, sottoscrivano l'abbonamento. Ci sarà un abbonamento per gli under 12 a 20 euro per tutti i settori dello stadio, mantenute le riduzioni dell'anno scorso per under 18 e over 65. Alcuni prezzi, per la curva ad esempio, occorreranno 120 euro e 100 per il ridotto, 90 e 80 euro rispettivamente per i proprietari della tessera dell'anno scorso. Necessaria la card We Catania per sottoscrivere l'abbonamento. Si parte dalla capienza di 20.204 posti che potrà essere allargata. I presupposti sono positivi, dice l'amministratore delegato Grella. I risultati dei test, compreso l'ultimo con Ragusa, dicono che il lavoro da fare c'è, ma Grella pensa all'obiettivo del 1 settembre. Lì bisogna farsi trovare pronti, così come il Catania resta vigile sul mercato per altri eventuali innesti, oltre a Di Carmine e Quaini. Ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione, forse un'altra punta sempre con caratteristiche un po' diverse per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister. Il telegiornale torna più tardi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.